Terza corsa, cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 in carriera, 11 al via, 1 Berenice Gar, Torsten Tietz, 2 Batman Matley, Vincenzo Piscuoglio, 3 Brina Bag, Pasquale Ruggero, 4 Brando Trio, Marco Stefani, 5 Bimba Mia Dark, Roberto Vecchione, 6 Buongiorno di Tommaso Gambino, seconda fila 7 Bruno GRB, Manuel Pistone, 8 Bagar, Francesco Virzì, 9 Billy Leo, Antonio Greppi, 10 Buffalo Wise S, Giorgio Cassani, 11 Brufenoil, Emanuele Ossani. Stacco della macchina, Brina Bach prova a scavalcare Berenice Gar che però rientra, è veloce anche Bimba Mia Dark al pari di Buongiorno di prima curva con la figlia di Marja che rientra e si mantiene al comando davanti a Brando Trio. Numero che però 6, si getta, Buongiorno Dipa, si rimette al volo, squalificato. Brando Trio rimane secondo alla corda, intanto 14,4 i primi 200 metri. Con Marco Stefani che cerca di rientrare a Brina Bag che suo malgrado deve adeguarsi al largo. In terza posizione lungo la corda è Batman Matley, intanto 400 in 29,1 con Berenice Gar che conduce davanti a Brando Trio. Poi desiste Brina Bag, la terza posizione è di Batman Matley a precedere Buffalo Wise S. Numero 9, Billy Leo, 600 in squalificato. 44,3, intanto l'ennesima squalifica per Billy Leo. Siamo al passaggio davanti alle tribune, tiene buon ritmo Torsten Tietz con la figlia di Marja, Brando Trio secondo alla corda davanti a Batman Matley, poi Brina Bag, Buffalo Wise S in quarta posizione lungo la corda, Bimba Mia Dark nella scia di Brina Bag, ormai siamo in prossimità del chilometro passato dalla femmina in 1,14,6, buon ritmo da parte di Berenice Gar. Brando Trio cerca di riavvicinarsi, poi Batman Matley, Buffalo Wise S, poi vediamo anche Manuel Pistone con Bruno GRB in quinta posizione, ancora una frazione di là in 14,8, ha preso vantaggio molto importante Berenice Gar. Intanto Vincenzo Piscuoglio ha spostato con Batman Matley e sta passando in seconda posizione, poi avanza anche Buffalo Wise S, ultima curva passata in 14,8, un vero e proprio assolo per questa figlia di Marja con Torsten Tietz che viene a fare passerella, la lotta ormai è solo per il secondo posto, vince Berenice Gar mentre Buffalo Wise S coglie il secondo posto davanti a Batman Matley, al quarto Bruno GRB. 1,14,2 la media al chilometro per Berenice Gar, Torsten Tietz alla guida, Graham Muller al training, i colori dello stesso Torsten Tietz che viene a vincere. Rivediamo la figlia di Marja che vince da favorita nettamente, mentre per il secondo un ritrovato Buffalo Wise S finisce bene a centropista battendo un comunque valido Batman Matley.